Un'organizzazione dedita al traffico ed allo spaccio di hashish nel Catanzarese è stata stroncata dai carabinieri del comando provinciale che stamani hanno arrestato 15 persone tra la Calabria, Napoli, Latina e Roma. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, in 5 distinte operazioni, i carabinieri hanno sequestrato più di 100 kg di hashish. Gli arrestati, secondo l'accusa, erano parte integrante di 2 gruppi che si rifornivano di droga in Campania. Un pregiudicato, Carmelo Polito, 42 anni, è stato ucciso ieri a San Gregorio Ippona, nel Vibonese. L'uomo stava camminando in centro quando è stato raggiunto da 5 colpi di pistola. Polito era stato 2 volte in carcere con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie di un uomo del luogo, poi assolto per infermità mentale. Rinchiuso in un centro di salute mentale, era stato dimesso da poco. Gli investigatori non escludono che possa aver dato fastidio a qualcuno che ha deciso di vendicarsi. 6 imprenditori, 3 calabresi e 3 di altre regioni sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Crotone con l'accusa di aver attuato una truffa nell'attuazione del contratto di programma e nella realizzazione della centrale a turbogas di Scandale. La truffa ammonta a circa 15 milioni di euro. Gli arresti sono stati fatti nell'ambito dell'inchiesta Energopoli sull'illecita gestione di finanziamenti pubblici nel settore dell'energia. Una busta contenente un proiettile di Kalashnikov è stata indirizzata al PM della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. La busta è stata intercettata nel centro di smistamento della posta di Lamezia Terme. È la terza lettera con proiettili che il PM riceve dopo quella del 25 gennaio e del 17 maggio 2010. Lombardo si occupa delle cosche di Reggio. Tanto dolore ma anche rabbia per una morte assurda hanno segnato il funerale di Sara Michienzi, la bambina di 9 anni deceduta sabato scorso nell'ospedale di Lamezia Terme dopo essere stata operata di tonsille. La piccola bara bianca è entrata nella chiesa di San Nicola a Filadelfia su un tappeto di fiori dello stesso colore. Straziante ma composto il dolore della madre. All'uscita Sara è stata salutata da un applauso e da palloncini bianchi liberati al cielo. Un ospite illustre ha inaugurato ieri pomeriggio nel Teatro Rendano i festeggiamenti del 150° dell'Unità d'Italia a Cosenza. Il presidente della Corte Costituzionale è Ugo De Siervo. Le riflessioni e i commenti espliciti riferiti all'attuale contesto di scontro tra istituzioni che si è creato, De Siervo li ha enunciati nel corso della Lectio Magistralis a cui hanno preso parte tanti studenti. Il presidente della provincia di Crotone, Zurlo, ha assegnato le deleghe ai nuovi assessori. Al nuovo vicepresidente Ubaldo Prati le deleghe di ambiente, ANPE, energia e risorse idriche, polizia provinciale e politiche sanitarie. A Marcello Praticò i lavori pubblici, Antonio Leotta urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, commercio, trasporti. Turno infrasettimanale positivo per le nostre squadre della Serie B-Win. La Regina batte in casa al Granillo il fanalino di coda Frosinone e vola al quinto posto solitario in classifica, reti di Alessio Viola e Bonazzoli. Pareggio esterno invece per il Crotone di Menichini, 1-1 sul campo del Varese. In vantaggio i padroni di casa con Pesoli, pari rossoblu firmato da Khalil. Gli squali salgono a 34 punti in graduatoria.